Ed eccoci qua, cari amici, niente, siamo ormai alle battute finali, ai saluti. Qua il Marvin adesso farà la sua solita diretta un po' improvvisa, ragazzi. Intanto vediamo il vecchio Fiat 306 qua che sta godendo gli ultimi minuti qua a Due Ville, un paesino del Vicentino, e niente, che qua ci lascia, insomma, va in mani buone, insomma. Il bravo Giuliano non sapeva appunto trovare una soluzione e niente qua. Adesso andiamo a vedere Giuliano e Stefano, attenzione. Ed eccoci qua, cari amici, ascolta un attimo Stefano, attenzione Stefano, mettiti lì, mettiti qua, eccolo qua. Giuliano, mettiti qua vicino a Stefano, eccolo qua. Stefano, adesso puoi dirci qualcosa, insomma. Cosa devo dire? Sono emozionatissimo, Marvin. Io ringrazio tantissimo il signor Giuliano che ci ha fatto un dono incredibile, un bellissimo Fiat 306, era da salvare, degli anni 60, primi anni 60. Speriamo di essere custodi di questo bellissimo mezzo, di portarglielo di nuovo quando sarà restaurato. Esatto. Vero che, infatti gli ho detto guarda che Stefano ti farà avere le foto, ti terrà aggiornato. Aggiornatissimo, aggiornatissimo. Insomma Giuliano, cosa diciamo? Una battuta, ti piace? Dire, mi dispiace. Ti dispiace, però ricordati che è anche un Fiat 370, insomma. Eccolo qua, Dai, bravo Giuliano, comunque che... Niente Giuliano, dici due parole, quando è che l'avevi preso, perché l'avevi preso questo? Proprio per fare le linee, ma l'anno non mi ricordo più. È andata via mia moglie. Negli anni 80. Fernanda? 88. Aveva preso nell'88. Ed eccoci qua, vieni qua Giuliano, vieni, dai, eccolo qua, intanto vediamo un po' di Fiat 306, dai. Brevemente dimmi la storia qua, l'hai preso per fare... il 5 marzo 88. Esatto. Noi, ecco, tu esatto, portavi gli scolari con questo vecchio pullman, insomma, così. Che non era vecchio allora. Non era vecchio, eccolo qua. Beh dai, insomma, ti sei anche divertito. Lo guidava lei? Prego. Lo guidava lei? Madonna. Mamma mia, chissà che bello aver... Pochi che guidavano queste macchine qua. Pochissimi. Il cambio... Però allora potrebbe venire alla Spezia a insegnarci, perché io non ne sono capace di portarlo, se no poi come fa a ritornare qua nelle sue zone? Beh, comunque lo inviterai alla Spezia a vedere il tuo esatto. Però a questo punto qui io lo invitavo per mangiare, però a questo punto qui lo devo invitare anche per portare il mezzo qui, perché se è capace solo lei di guidare. E poi Stefano, vogliamo ringraziare Roberto. Certo, il grande Roberto Cabiati a Ite, un ringraziamento con tutto il mio cuore. Ti do anche un bacio. Ed eccoci qua, e dopo, niente, vieni anche te qua, Franco, ecco, vieni qua. Piacere. Eccolo qua, Franco e appunto Stefano, qua Giuliano. Franco, adesso dimmi come mai hai salvato, cos'è che ti ha fatto l'ispirazione qua? Perché abbiamo parecchi ricordi con questo pullman, perché noi del Motoclub Due Ville ne avevamo uno di uguale. Adesso, visto che è morto il Mirko De Rosso che era il presidente, abbiamo pensato bene di recuperarlo, che così un po' di cuore resta vivo. Bravissimo. E così ho cercato di trovare sia Marvin che anche Roberto, e attraverso lui siamo arrivati al signor D'Ancencio e abbiamo fatto questa cosa. Buono, vuol dire che il canale del Marvin è funzionato, vero? Molto funzionale. Sì. Ed eccoci qua, bravissimi a tutti. Un ringraziamento a tutti, un applauso. Bravi! Veramente a tutti. Applausi, eccolo qua, ecco anche qua di La Spezia, giustamente, dai. Buono, ragazzi, qua Filippo possiamo salutarlo. Sì, dai. Ragazzi, qua chiudiamo l'inquadratura col Fiat 306. Ed eccoci qua, cari amici. Vecchio Robert, viva l'Aite, abbiamo riusciti a salvare questo Fiat 306. Appunto, grazie appunto al lavoro qua di tutti, insomma, eccolo qua. Ragazzi, il canale del Marvin è servito, però insomma se non c'era tutta l'equipe non si faceva niente. Ragazzi, ciao a tutti e a presto! Evviva il 306!